A 16 La Verità è venuto a salutarci. Uomo di su. Chi sei? Sono un non musicista, sono un produttore, rapper, cantautore, suonicchio la chitarra, la tastiera, ogni tanto mi piace dipingere, mi reputo un artista a 360 gradi. Descriviti in 3 parole. Onesto, misterioso e anticonformista. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è quello di riuscire a portare avanti fino alla fine tutti i miei progetti. Se non questo, cosa avresti fatto nella vita? Avrei fatto sempre questo. Collaborazione dei tuoi sogni. La collaborazione dei miei sogni era con Pino Daniele. Rapporto con i social. Ho un rapporto abbastanza equilibrato, insomma, lo uso per pubblicare la mia musica come pubblicità, insomma, per sponsorizzarmi, ascolto i miei fan, leggo messaggi. Cos'è per te la musica? Per me la musica è energia, è fondamentale importanza per l'essere umano ed è una cosa di cui l'essere umano non può fare a meno in quanto è suono e il suono si dice che è la prima cosa che è nata prima dell'universo, che è nato tutto da un suono. Progetto di cui sei più fiero? Tra tutti gli album che ho fatto, sicuramente il mio primo album ufficiale che fu distribuito nel 2009 è una raccolta di pezzi che ho fatto tra il 2005 e il 2008 che si chiama The Very Beast of Uomo Disu. E poi metterei anche quello con Clementino, Iene Disumane del 2007, che è un album che comunque all'epoca quando è uscito ha riscosso molto successo ed è stato anche come un ponte musicale tra il rap di prima e il rap di oggi. Artista che rimetteresti in vita? Pino Daniele. Cos'è Napoli per te? Napoli per me è passione, amore, sofferenza, è tutto un insieme di emozioni e di esperienze. E non parliamo solo di bellezze, monumenti, di storia e quant'altro, ma parliamo proprio di emozioni, di sensazioni, di sentimento che si trova proprio ad avere a che fare con le persone, sentire proprio l'anima della gente. Questo è Napoli. Un errore che cancelleresti dal tuo percorso? Sarei più pignolo su certe scelte musicali e avrei fatto un po' di selezione tra insomma, le persone che ho avuto a che fare in questi anni. Qual è l'ultimo libro che hai letto? La leggerezza dell'essere. Un consiglio che daresti a te di 20 anni fa? Credi sempre in te stesso, credi in quello che stai facendo e sii sicuro di quello che fai perché se lo stai facendo e ti piace va bene, al di fuori di quello che pensano gli altri. Un consiglio ai giovani? Vivete ogni giorno come, non dico come se fosse l'ultimo, ma sempre come un nuovo giorno. Date importanza a ogni minuto della vostra vita perché il tempo se ne va e quello non torna più indietro. Pensare a godersi veramente ogni momento e mettere l'amore in ogni cosa. Rapporto con Dio? Credo molto in Dio. Credo molto nelle leggi universali, credo in Gesù, credo nel Vangelo. Sei pro o contro la legalizzazione della marijuana? Sono pro. E perché? Perché si metterebbero a posto un sacco di cose legalizzando la marijuana, sia a livello sociale che a livello economico. Consiglia 3 brani da ascoltare. Bad Bad Lore Brown di Jimmy Croce, I Say Io Sto Qua di Pino Daniele, un pezzo a piacere di John Coltrane. Voglio salutare tutte le persone che mi seguono, tutti i miei amici, tutte le persone a me care. Vi voglio bene, vi auguro il meglio.